Cari amici, bentrovati, bentrovati. Ho tra le mani questo libro dal titolo Crepuscolari di Alberto Criscenti. Alberto Criscenti è un poeta e un'eccellenza della poesia siciliana, maestro di tanti poeti, tra cui anche il mio, è il responsabile culturale dell'associazione Io di Buseto Palizzolo, associazione che opera nel territorio da oltre 30 anni, seminando cultura in lungo e largo, e ha, come dire, avuto anche delle collaborazioni con altre associazioni, infatti è conosciuta anche fuori dalla provincia di Trapani. Ecco, Alberto in questo libro ha pubblicato diverse sue poesie. Ecco, una di queste mi ha colpito in modo particolare per la sua ironia e la volevo condividere con voi, ve la voglio leggere. Prende il titolo Duletto voi che a Susere? Duletto voi che a Susere? Ma proprio non ci penso. Pi mia, su non rimproveri, che un anno non do senso. Se non sono almeno l'11, duletto non mi muovo. Tu manco te lo immagini, curcato socco provo. È un posto confortevole, però du passi fazzo. Duletto, insina a tavola, ci arrivo come un razzo. E mangio senza limiti, li pranzi più pregiati, riccioli, scurmi e spigoli, con vini rinomati. Lavare i piatta orribili, non faccio mai sti sbagli. Io sogno esenti e libero di tutte ste travagli. Ed anche un tipo pratico. C'è un atto registrato tra mia e Rosilda Criremi e tutto concordato. Mi disse, quaria mistica, dinanzi allo Signore, ti servo senza remore, con fedeltà ed amore, a patto e un lu dimentico, che poi tutte le sere non cerchi sparagnariti per fare tuo dovere. Di tanto in poi piacevole, passavo lo tempo lesto, io rispettando l'obbligo ed idda a fare il resto. Quella che lui definisce Rusilda è Rosetta, Rosa, è la moglie, la moglie. Ecco, Alberto Criscenti ha questa capacità di fotografare la realtà per come si presenta ai suoi occhi. È un autore genuino, molto spontaneo, con una grande esperienza, ma soprattutto è un grande conoscitore della poesia siciliana, è un grande esperto della lingua siciliana. Con Alberto Criscenti, anche tramite l'associazione di Io di Buseto Palizzolo, abbiamo negli anni passati siamo stati impegnati nella divulgazione, nella valorizzazione, nella diffusione dell'idioma siculo. Ecco, abbiamo pubblicato diversi libri, abbiamo organizzato tantissime conferenze. Alberto Criscenti è sempre stato in prima linea nella valorizzazione, nella diffusione della cultura popolare. Dobbiamo cercare di non disperdere il patrimonio della cultura popolare. Ecco, la cultura popolare, ciò che rimane della cultura popolare dobbiamo cercare di valorizzarlo. Ecco perché se no ci scompare sotto ai nostri occhi. Noi siamo deputati proprio a questa missione e per noi deve essere una missione e cercare di tramandare alle nuove generazioni anche attraverso la poesia ironica, attraverso la poesia impegnata, ecco, cercare di tramandare quella che è la nostra cultura popolare, soprattutto la poesia in lingua siciliana o in dialetto siciliano, perché ricordiamoci che i dialetti, e non mi stancherò mai di dirlo, sono il vero patrimonio di una lingua. La lingua non è altro che il codice espurgato, purificato da tutti questi dialetti che serve per comunicare, ma la vera ricchezza sono i dialetti, le parlate. Ecco, queste noi li dobbiamo valorizzare. Mi fa piacere vedere, perché leggo molto, sono uno che vive i social in modo, diciamo, concreto e costante, che ci sono comunque dei focolai di cultura il cui obiettivo è proprio quello di promuovere la cultura popolare. Per tornare ad Alberto Criscendi, abbiamo davanti un poeta, un'eccellenza della cultura siciliana,
che ha, non lo so, pubblicato attraverso l'associazione Io, non so quantificare quanti libri e quanti autori ha pubblicato. Peraltro è stato pure, diciamo, promotore ed editore attraverso l'associazione Io di Buseto Palizzolo del mio libro La lingua di Coinè, appunti di scrittura e parlata siciliana, perché proprio rientra nel filone, nella tematica che sta molto a cuore, a quelle che sono le attività della stessa associazione. Cari amici, con questo io vi lascio e possiamo così definire questo video un po' poesia al tramonto, darvi testimonianza di quanto anche una poesia ironica può essere testimonianza di una grande realtà, di una grande verità, ecco, della vita quotidiana reale. E queste due poesie di Alberto Criscendi lo sono perché lui, spogliandosi, ecco, racconta se stesso con la sincerità, senza veli e senza nascondere nulla. E di questo Alberto Criscendi fa di questo appunto Alberto Criscendi un'eccellenza in assoluto. Io vi ringrazio, siete sempre molti a seguire i contenuti, i video, insomma i post che pubblico con costanza nella pagina Facebook di VBN e i video che pubblico invece sul canale YouTube TVBN Nino Barone. Vi ringrazio, vi saluto, buona serata, ciao a tutti.